Rieccoci insieme, buona giornata cari telespettatori, siamo come sempre, come ogni martedì, naturalmente in diretta, quindi vi ricordo potete mandare i vostri messaggi, potete come sempre intervenire in trasmissione e fare domande ai nostri ospiti. Il tema di quest'oggi lo vedete scritto anche in sovrimpressione, la menopausa, quindi parliamone insieme, cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta, non è una malattia assolutamente e naturalmente riguarda il popolo femminile, le donne da una certa età in poi. Teoria, poi vedremo anche nella pratica cosa succede di fatto intorno al 51esimo anno di età approssimativamente, poi naturalmente questo cambia con l'evolversi del tempo, con il tipo di culture, di ambienti socio-economici e delle condizioni fisiche della persona. E sostanzialmente, scientificamente, menopausa sarebbe l'ultima mestruazione, quindi la durata sarebbe di 4-5 giorni, poi il periodo è il climaterio, però ormai si definisce menopausa il periodo da un certo momento in poi della vita della donna. Che cosa cambia? Che cosa succede? Ci sono dei cosiddetti miti, delle leggende da sfatare, ci sono delle situazioni che possono essere affrontate veramente in virtù anche dell'evolversi della tecnologia e della medicina, anche in ambito di ricerca scientifica, nel modo migliore per le persone e per chi ci sta vicino. Ma come fare? E soprattutto cosa è bene sapere, stili di vita da adottare e non troppi farmaci da prendere che non fanno mai troppo bene, ma si tratta di abitudini della vita che vanno invece apprese al meglio. Protagonisti odierni, ve li presento subito. Ben arrivata la dottoressa Lucia Di Mari, grazie di essere qui con noi, che è dirigente medico dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Cittadella, sempre USL 15, grazie anche a lei di essere qui con noi. E poi il dottor Riccardo Vitalini, sempre dirigente medico dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale invece di Campo San Piero. Buongiorno. Grazie anche a lei. Allora io direi di incominciare un po' a spiegare di che cosa si tratta ai nostri telespettatori e telespettatrici, partendo un po' dai primordi della notizia. Io ho dato così due indicazioni ma proprio di massima, nella realtà forse è diverso. No, bene, è stata tanto precisa perché quello che ha detto fino adesso corrisponde al vero. È vero che c'è molta ignoranza quando si sente parlare di menopausa. Cos'è la menopausa? Sicuramente è un'epoca in cui la donna deve affrontare una serie di modificazioni, si trova ad essere una donna diversa, vede che non ha più il peso che poteva avere a 40 anni perché il metabolismo cambia, la cute diventa più sottile, meno elastica, aumentano le rughe. Sicuramente ci sono le secchezze della mucosa che non la fanno vivere bene, cioè la donna si rende conto di essere una donna diversa e non sempre questo la fa star bene. Infatti le modificazioni ormonali si ripercuotono sul suo senso di benessere. Tutto dipende, come diceva lei prima, sulle condizioni della donna, dalle persone che la circondano, dalla cultura della donna, dallo stato socioculturale, perché una donna che è inserita bene in una società che ha un livello culturale più alto vive bene questo stato perché ci sono diverse cose su cui si interessa. Donna che ha un livello socioculturale molto più basso vede la fine del periodo mestruale come la fine della donna. La donna ha finito di vivere, ha finito di essere donna, adesso inizia l'epoca della vecchiaia. In realtà non è così, bisogna informare le donne e informarle su come comportarsi e cosa fare. Si parlava di età. L'età è tanto cambiata, va dai 45 ai 53 anni. È importante informare le donne quali sono i fattori che possono agire sull'età. Ad esempio l'alcol. Nessuno sa che l'alcol può abbassare la fascia d'età. Dai 48-50 anni può essere anticipata persino di qualche anno, così come il fumo di sigaretta, ma non solo il fumo attivo, ma anche il fumo passivo. Infatti ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che il fumo abbassa l'età addirittura di 1 anno e mezzo, 2. Ah, quindi il fumo, ecco un'altra cosa per precisare, sì. Alcol cosa vuol dire, fumo cosa vuol dire? Anche un bicchiere di vino a tavola. Ah, un bicchiere di vino a tavola. Anche un bicchiere di vino a tavola e il fumo può anticipare l'età. E il fumo cosa? Il fumo dipende tutto dal numero di sigarette e dagli anni di cui si fuma. Sicuramente se si fuma da più anni e più sigarette nell'arco della giornata, gli anni si riducono. Come dicevo prima, 1 anno e mezzo, 2. Il fatto di svolgere un'attività lavorativa, secondo dei recenti studi condotti negli Stati Uniti, poteva essere anche questo un fattore di anticipazione per gli stress molto forti o no? No, questo no, anzi l'attività fisica è importante per una donna perché l'attività fisica con un'alimentazione corretta sicuramente agisce sulla funzionalità di tutto l'organismo, come in tutto e per tutto, non solo sulla menopausa.
Fattori invece che possono ritardarla sono l'obesità. Una donna grassa andrà in menopausa più tardi rispetto a una donna magra. Che quindi ha uno stile di vita non proprio perfetto, quindi contrariamente. Non aver avuto gravidanze, no, figli e quant'altro, non sono fattori che vanno a condizionare. Che si ripercuotono particolarmente sull'età. E poi il discorso delle anticoncezionali, la pillola e altri farmaci. Allora, questo sì, l'anticoncezionale è stato sempre visto come un farmaco che poteva ritardare la menopausa perché metteva a riposo le ovaie, quindi i follicoli non si bruciano, tra virgolette, ogni mese, e quindi poteva essere un fattore che poteva ritardare la menopausa. Ma sicuramente una pillola contraccettiva non va prescritta perché una donna vuole ritardare la menopausa, ma va prescritta oltre per i motivi che sappiamo contraccettivi, sia per la prevenzione di disturbi tipici dell'età giovanile, anche per organizzare una gravidanza, perché mi godo tra virgolette la mia vita in questo momento, prendo la pillola e ritardo più avanti una gravidanza quando reputo che possa essere più opportuno per la donna. Certo, la assolutamente. gravidanza. Non deve essere prescritta in funzione di una menopausa ritardata. Ecco, in questa situazione, quindi abbiamo dato un po' i presupposti. Cosa succede quando si avvicina il periodo, oppure la donna, perché tante donne prevedono, quindi già si rivolgono al medico, chiedono informazioni, eccetera. Diciamo un po' cosa sarebbe bene fare, cosa consigliate alle pazienti, alle signore? Beh, proprio perché abbiamo detto che è una situazione fisiologica, in realtà bisogna soltanto vedere come la vive la donna questa situazione. Se il malessere conduce a una situazione di un rapporto con se stessi alterato, ci si vede diverse, ci si vede più vecchie, ci si vede non all'altezza di certe risposte o di certe richieste da parte della società sotto forma di attenzioni o di sessualità anche, ecco, questo malessere allora richiede un intervento da parte nostra, che può essere di natura educativo, e quindi educare queste donne ad avere, intanto dare tutte le informazioni necessarie su questa trasformazione che le donne hanno più o meno, e quindi acculturarle in modo tale che possano in qualche modo affrontarle nel miglior modo possibile, sotto un aspetto psicologico, mentale e culturale. Poi è ovvio che ci sono degli strumenti, intanto alimentari, che possono aiutare la donna ad avere un maggior apporto di calcio e quindi affrontare meglio ad esempio il rischio di osteoporosi, oppure avere un'attività fisica che anche psicologicamente le libera da questa ossessione della menopausa, che ripeto non è un fatto patologico ma un fatto fisiologico. Però bisogna ammettere che ci sono delle situazioni, dei sintomi talmente fastidiosi, che diventano talmente centrali, che squalificano la qualità della vita, in modo tale che richiede un intervento necessariamente farmacologico. Farmacologico non è detto che debba essere per forza ormonale, però chiaramente gli ormoni, soprattutto gli steroidi sessuali, sono i migliori e i peggiori farmaci che si possano utilizzare nell'affrontare la menopausa. I migliori perché risolvono tutti i problemi della menopausa a 360 gradi, per il semplice fatto che la menopausa è indotta dalla carenza, non dall'assenza, ma da una carenza di estrogeni. E quindi è chiaro che dando degli estrogeni la donna riacquisisce immediatamente lo stato di benessere che aveva prima. Nel 1966 Wilson ha scritto un libro bellissimo, il cui titolo è Feminine Forever, cioè per sempre femminile, perché dando gli estrogeni gli americani hanno scoperto che le donne non andavano in menopausa, stavano benissimo e avevano una compliance sessuale, sociale, fantastica come di un adolescente. Di conseguenza davano estrogeni a tutto spiano, poi si sono accorti che gli estrogeni hanno degli effetti collaterali e quindi sempre un contro. Purtroppo sempre, questo bisogna ricordarci che la cultura greca ci insegna che esiste una verità sempre bifronte, c'è un rovescio della medaglia a ogni cosa, a ogni situazione, e soprattutto nelle terapie farmacologiche ricordiamoci che il farmacon è un veleno, non è un medicinale come noi lo immaginiamo.
Quindi per forza bisogna, nel trattamento specifico adesso del caso della menopausa, bisogna sempre valutare rischio e beneficio di ogni singola terapia, anche di quella che viene considerata innocua, come per esempio i fitoormoni, adesso di cui parleremo. Infatti adesso parleremo appunto di ormoni, perché si parla anche di ormoni sintetici, quindi capire meglio. La paura di molte donne, tra l'altro abbiamo fatto dei lanci della trasmissione, ci sono arrivati un po' di messaggi da parte di alcune, immagino, telespettatrici, è il carcinoma, quindi la manifestazione di un tumore alla mammella o comunque un tumore. È vero questo? Poi sentiremo anche col dottore, eccetera. Perché questo forse anche culturalmente frena moltissimo. Infatti il messaggio che passa purtroppo è questo: terapia ormonale sostitutiva uguale carcinoma della mammella, ma questa è la cattiva informazione che viene data alle donne. Indubbiamente è una terapia e, come abbiamo detto, tutti i farmaci, qualsiasi farmaco si tratta ha degli effetti collaterali. La cosa importante è mettere a conoscenza della donna che c'è un rischio. Per prevenire questo rischio è sottoporsi a dei controlli e tutto può essere affrontato. Naturalmente bisogna valutare il rischio. È stato dimostrato che, indipendentemente dalla terapia ormonale, 10 donne su 100 hanno il rischio di un carcinoma alla mammella. E tornando al discorso dell'alcol, bere un bicchiere di vino a tavola aumenta di 0,5 il rischio di carcinoma alla mammella. E non stiamo parlando di ormoni, stiamo parlando di vita di tutti i giorni. Il problema del carcinoma delle mammelle è venuto fuori nello studio che è stato fatto in America nel 2002, in cui è stato dimostrato che terapia ormonale sostitutiva assolutamente no, perché aumentava il rischio del carcinoma della mammella. In realtà in quello studio è venuto fuori che c'è un rischio di carcinoma della mammella, ma il rischio aumenta soltanto di 0,08, cioè significa 8 donne su 10.000, quindi alla fine non è così alto il rischio. Io la interrompo solo un secondo, perché dopo rispondiamo anche a questo. In menopausa c'è il rischio di osteoporosi? Se è vero, aiuta a mangiare latte e formaggi, non rischia di peggiorare il colesterolo? Una signora da Bassano, dopo rispondiamo anche a questo. Intanto... Quindi è importante informare la donna. È vero che il rischio del carcinoma della mammella c'è, ma alla fine questo rischio non è così altissimo come rispetto a una donna che non assume nessuna terapia ormonale. Quindi il male minore, diciamo in certo qual modo, perché farmacon, quindi diceva giustamente il dottore, è prendere questa terapia ormonale magari controllata, perché dopo anche lì i dosaggi devono essere controllati, perché poi dipende dalla persona, che magari può avere un fisico importante rispetto a uno un fisico più eccetera, e vedere di controllare in modo tale che possa essere assorbito meglio questo periodo. La cosa importante è selezionare la donna. Una donna che mi riferisce che ha degli effetti dei sintomi medio gravi della menopausa, una donna che non ha nessuna controindicazione. Quando si parla di controindicazioni si parla di familiarità di primo grado, significa la mamma, la zia con un tumore alla mammella, che non ha un tumore dell'utero, che non ha altre patologie importanti. Sono tutte condizioni in cui una terapia ormonale sostitutiva si può dare. Se poi ci sono delle condizioni in cui la donna non ha sintomi, che sta bene, che ha delle condizioni che non permettono una terapia ormonale sostitutiva, allora mi fermo, non do un farmaco, ma nel caso contrario si può dare tranquillamente. Si può dare che tipo di farmaco a questo punto e come? Beh, i migliori in assoluto sono gli steroidi sessuali, questo sicuramente, ma sono fondamentalmente gli estrogeni progestinici e anche il testosterone, fondamentale per la libido femminile, che purtroppo è un sintomo di cui si lamentano molte donne in menopausa, cioè della riduzione del desiderio sessuale. E ci sono stati molti studi e diciamo che gli studi sono partiti con gli estrogeni da soli, gli estrogeni poi associati ai progestinici, hanno visto che c'è stato un lieve aumento di incidenza del cancro del seno, allora hanno provato al posto degli progestinici di mettere il testosterone e hanno visto ancora un ulteriore peggioramento a questo. Diciamo che sono tutti studi comunque che demonizzano l'utilizzo indiscriminato di questi farmaci. Ecco, questi studi non devono essere criticati perché sbagliati, perché effettuati su un set di popolazione esclusivamente americana, che sappiamo quali sono le loro abitudini alimentari, l'obesità e tutto il resto. Quindi è chiaro che devono essere letti attraverso una lente critica e difatti venuti fuori questi studi sono stati subito criticati in Occidente perché la nostra alimentazione, la tipologia femminile è completamente diversa.
Però ha sottolineato alcuni rischi di cui bisogna prendere in considerazione, soprattutto l'incidenza del cancro del seno e dell'endometrio, e anche di una forma rara di cancro dell'ovaio, che è quello endometrioide, per cui gli estrogeni, tutti gli steroidi sessuali e gli estrogeni in particolare, devono essere utilizzati sub iudice, cum grano salis, come dicevano i latini. Perché? Perché ci sono dei soggetti che possono presentare dei maggiori rischi nell'utilizzo di questi farmaci, però io sono assolutamente convinto che questi siano i migliori in commercio, perché tutte le alternative, dal tibolone ad altri, fino ai fitoestrogeni, risolvono alcuni problemi della menopausa, ma non altri. Tutti. Perfetto. Io la interrompo un attimo perché poi bisogna capire quali sono questi problemi della menopausa, perché anche ne abbiamo parlato, le controindicazioni, e mo cosa stiamo parlando? Pubblicità, poi torniamo insieme. Rispondiamo anche al messaggio del formaggio, con il calcio. Allora, vorrei capire, ma quali sono a questo punto questi sintomi fastidiosi e quindi capire anche se c'è una soggettività, un fattore acquisito genetico, una familiarità nell'acquisizione dei sintomi. Chi di voi due mi può rispondere? Entrambi. Entrambi, perfetto. Allora, dottore, cominciamo con lei, poi passiamo alla dottoressa. Allora, sicuramente la familiarità è relativa, perché la carenza ormonale si verifica in tutte le donne, quindi tutte più o meno vanno incontro a dei disturbi. Primo tra tutti sono le vampate, quello che riferiscono tutte le donne. La donna viene e ti dice: dottoressa, non ce la faccio perché non dormo la notte per le sudorazioni notturne, non riesco ad andare al lavoro perché ho questa vampata di calore che mi prende per il collo, mi arriva caldo, freddo, non ce la faccio. Sicuramente anche lì è importante il peso della donna e il tipo di alimentazione della donna. Tornando sempre agli studi, noi in Italia abbiamo una percentuale del 65-75% di donne che ti riferisce a disturbi della vampata. In Cina, dove l'alimentazione e il peso delle donne è completamente diverso, solo il 25% delle donne riferiscono di avere vampate. Bravissima, allora la fermo qui. Ma che tipo di alimentazione? Allora, il fatto di mangiare carboidrati anziché altre sostanze, pensando un po' all'Oriente, dove magari effettivamente mangiano più riso. Sicuramente una dieta povera di grassi. Deve essere povera di grassi, una dieta povera di grassi, perché alla fine è quello il problema. Quindi una dieta che deve avere le sue fibre, una dieta che deve avere i carboidrati, ma non bisogna eccedere con i grassi. E la carne rossa? Che anche quella era... Sì, cioè alla fine una dieta normale, senza eccessi particolari, senza una dieta pulita, per usare un termine non proprio corretto, però quello, evitare grassi, evitare fritture, cercare di mantenere il peso ideale, non rischiare di andare oltre il peso, sovrappeso, l'obesità, che poi quello è il problema principale. Certo. Vampate di calore abbiamo visto e sono un fattore fastidioso, è legato però anche a un fattore di alimentazione. Poi, dottore? Queste sono le manifestazioni immediate. Poi ci sono quelle differite, che sono la sindrome urogenitale, e cioè la donna comincia ad avere problemi vaginali e urologici. Vaginali con dispareunia, cioè con dolore ai rapporti sessuali, dovuti a che cosa? Un assottigliamento della mucosa, a una riduzione delle secrezioni vaginali e quindi una performance sessuale squalificante, come parlavamo prima appunto della qualità della vita. E urologico perché sempre dovuto al deficit di estrogeni c'è un assottigliamento delle mucose vescicale e uretrale, di conseguenza queste donne hanno sempre disturbi urinari che vanno dal dolore alla minzione, quindi la disuria, allo stimolo frequente della minzione, quindi la pollachiuria, fino addirittura all'incontinenza urinaria. Poi ci sono delle manifestazioni invece che sono assolutamente tardive, e quindi si parla di 5-10 anni, che sono le più gravi, cioè l'osteoporosi e le malattie cardiovascolari. Queste sono le tre. Esatto, le tre. Malattie cardiovascolari, magari vediamo insieme l'osteoporosi, quindi rispondendo anche alla domanda della nostra telespettatrice. Ecco, l'osteoporosi è una patologia molto citata, molto presentata, in realtà non è poi così frequente come in America, ad esempio, è denunciata. Si prevede che nel 2040 lo Stato americano dovrà spendere 50 bilioni di dollari solo per affrontare le fratture da osteoporosi. L'osteopenia, cioè la perdita di tessuto osseo, è un evento fisiologico, rientra nel discorso dell'invecchiamento.
chiaramente in soggetti particolarmente predisposti, e questi sono quelli o a tipologia femminile con particolare magrezza, mancanza di attività sportiva, alimentazione poverissima di latte o formaggi o derivati, dovuta casomai a una semplice intolleranza al galattosio, eccetera, ecco. O soprattutto per fenomeni familiari, cioè se c'è stato qualche parente che ha sofferto dell'osteoporosi, quindi c'è sicuramente un fatto genetico. Ecco, questi soggetti sono estremamente a rischio di osteoporosi e quindi non devono fare una terapia nel momento in cui viene identificata, ma devono fare una terapia preventiva proprio per prevenire un'osteopenia troppo rapida, troppo eccessiva. Certo. E quindi chiaramente, per rispondere alla domanda telefonica della signora, sicuramente l'apporto di latticini è estremamente utile, casomai con un'integrazione vitaminica a base di vitamina D o calcitriolo, che è la forma attiva della vitamina D. Però anche il calcio, per esempio, preso sotto forma farmacologica, non è molto gradito a livello gastrico, comporta dei problemi. Ecco perché dicevo, c'è sempre una verità bifronte, perché il calcio sicuramente previene determinate cose, ma può crearne delle altre. Sotto questo profilo gli estrogeni, gli steroidi sessuali rimangono sempre la miglior terapia preventiva. E deve essere effettuata, come tutte le linee guida ormai indicano, deve essere effettuata questa terapia all'inizio della menopausa e non tardivamente. Perché? Questo è un concetto che vorrei che il pubblico registrasse, esatto, e cioè il fatto che se c'è una terapia da fare, è una terapia da iniziare subito, perché a distanza di, cioè nella postmenopausa, a distanza di 5, 6, 7 anni dall'avvento della menopausa, sono più i rischi che i benefici. Addirittura, sì. Esatto. Quindi questa è una cosa molto importante. Importantissimo. Ma è condivisa questa a livello medico-scientifico, quindi sono dei protocolli quindi condivisi sostanzialmente. Questo è importante perché poi naturalmente le persone si affidano al proprio medico, curante e quant'altro. Dal punto di vista alimentare, anche qui cerchiamo di far chiarezza, perché poi c'è l'aspetto che diceva anche la signora del colesterolo, grassi animali, quindi il latte e i latticini possono portare anche altre controindicazioni, forse fa riferimento anche a stati già di obesità. Ci sono degli alimenti che, tipo la soia, non lo so, altri di cui si consiglia il consumo anche precedentemente in modo da poter accumulare, non lo so, è vero, non è vero? Sì, allora, molte volte i fitoestrogeni così chiamati diventano l'alternativa alla terapia ormonale sostitutiva proprio per questo motivo. La soia, ad esempio, ha un ruolo molto importante nell'equilibrare il rapporto HDL-LDL, nel senso tra colesterolo buono e colesterolo cattivo, volgarmente parlando, perché a causa della carenza degli estrogeni viene alterato quel metabolismo normale del colesterolo e quindi è stato dimostrato che la soia possa riportare nella norma e possa aiutare, poi da sola non può fare miracoli sicuramente, possa riportare alla norma quei valori delle colesterole alterate e aiutare la donna, anche perché si parlava prima quali sono i disturbi tardivi della menopausa, tra questi il rischio cardiovascolare. Il problema del rischio cardiovascolare è legato proprio a quello, perché si altera il rapporto tra colesterolo buono e colesterolo totale. Aumenta quindi il rischio di aterosclerosi, aumenta il rischio di infarto, di tutte quelle patologie che prima della menopausa il rischio è molto basso. Quindi è importante istruire la donna a mangiare in modo corretto. Significa un apporto, come dicevamo prima, di carboidrati, proteine, fibre, con consumo limitato di grassi. Gli omega 3 sicuramente sono quelli che vanno per la maggiore. Quindi il famoso pesce azzurro, salmone e quant'altro, che vanno sempre benissimo, quindi non abolizione totale del grasso, ma no. Ecco, quindi questo può... Cos'altro si può aggiungere a questo? Di fitoestrogeni c'è da dire questo. Non è che mangiando la comune soia uno risolva il problema, perché ce ne vogliono chili per ottenere una dose farmacologica. Soltanto gli orientali riescono a ottenere questi risultati, perché mangiano solo quella. Mangiano solo quello. Esatto, poi c'è le controindicazioni, perché attenzione. Sì, la realtà è questa, cioè i fitoestrogeni sono ancora sub iudice come classe farmacologica, comunque risultano fino ad oggi assolutamente innocui. Gli isoflavoni è un tipo di fitoestrogeni e sono contenuti soprattutto nella soia. Poi ci sono i lignani, ecco, i lignani che sono famosi, in realtà
sono entrati in commercio da poco tempo e sono estratte dai frutti di bosco, per esempio. E non è una cosa facile, e soprattutto anche nei cereali, ma sopra quelli tipo integrali. E non siamo molto abituati a mangiare queste cose, però anche qui bisognerebbe mangiarne in grandissime quantità. Poi ci sono i nemesteni che sono sintetici e sono anche questi sotto studio. I fitoestrogeni di per sé risolvono tantissimi problemi, però soprattutto a livello neurovegetativo. Non risolve il problema dell'osteoporosi, non risolve il problema sicuramente del colesterolo può aiutare, coadiuvare, ma non risolve il problema del rischio cardiovascolare. Mentre c'è un fitoestrogeno SERMS che adesso sta venendo fuori, è già in commercio, viene utilizzato su larga scala, che è il resveratrolo. Voi donne lo conoscete perché viene ricavato dalla buccia di uva, ma anche qui ce ne vogliono quintali per ottenere una dose farmacologica, ma ha uno splendido effetto soprattutto sui disturbi trofici della menopausa, cioè sulle rughe cutanee. Ma quindi non la famosa crema che contiene resveratrolo, ma è una cosa che bisogna assumere. Questo sicuramente, perché l'effetto antiossidante di questa sostanza viene effettuato. Ecco, però avendo un effetto in qualche modo simil-estrogenico, gli studi che vengono condotti adesso sono sul rischio, effettivamente sul cancro del seno, come al solito, che queste sostanze possono esercitare. Però per ora, a tutt'oggi, sono assolutamente innocue e quindi di amplissima utilizzazione. La signora Anna da Padova chiede il cerotto. Sì. Che sostanzialmente cosa è il cerotto? Cosa fa? Esatto. Praticamente si tratta sempre di ormoni e la terapia, non è stato detto fino adesso, può essere assunta in diverse forme, sia le compresse sia i cerotti. La differenza sta che le compresse devi assumerle ogni giorno, il cerotto lo cambi una volta alla settimana e basta, ma poi alla fine si tratta sempre di ormoni. Sì, dà un rilascio graduale di ormoni, ma si tratta sempre di ormoni, cambia soltanto la via di somministrazione, ad esempio. Non ci sono controindicazioni. Allora, le controindicazioni sono uguali a quelle delle compresse, perché si tratta sempre di ormoni, quindi nella prescrizione bisogna valutare quali sono, se quella donna può assumere ormoni. La differenza, la cosa utile del cerotto è per tutte le donne che hanno disturbi gastrointestinali. La donna che non può assumere una compressa perché ha disturbi di gastrite oppure disturbi epatici, e il cerotto è importante perché viene superato il primo metabolismo epatico, quindi in questo modo vai a evitare un ulteriore attacco epatico e quindi puoi sorvolare, trovare questa piccola soluzione, questo piccolo escamotage. Quindi il vantaggio è questo rispetto alla compressa. Difatti adesso quasi tutta la terapia ormonale si sta spostando in quella transdermica, che sia sotto forma di cerotto o sotto forma di gel, proprio per bypassare il circolo enteroepatico, in cui c'è un impegno maggiore del fegato con una maggiore produzione di fattori della coagulazione e quindi rischi tromboembolici. Infatti, tra l'altro anche con il discorso che c'era stato un messaggio che ci era arrivato che ci chiedeva proprio questo, i rischi tromboembolici esistono. Esatto, esistono sicuramente. E se vogliamo stressare in una formula molto semplice tutta la terapia per la menopausa, si potrebbe sintetizzare in questi termini. La donna deve essere analizzata nei suoi problemi, nella sua tipologia psicofisica metabolica e stabilire quali sono i benefici e quali sono i rischi da una terapia ormonale. Ecco. Se la terapia ormonale non si può fare, si passa a un'alternativa. Ci sono delle alternative a seconda sempre della problematica della paziente. Se è un soggetto, per esempio, ad altissimo rischio di osteoporosi, si può benissimo usare un SERMS, che è il ralloxifene, che è un farmaco che è molto molto utile per l'osteoporosi. Se è un soggetto però che ha dei grossi rischi per il seno, si può usare un altro SERM che è il tamoxifene, il quale è un protettore proprio del cancro del Ecco, però seno. Lei sta dicendo cose molto importanti, ma se la donna deve assumerlo dal primo momento, quindi magari manco ha avuto un sintomo, perché a questo punto zac, scatta l'ultima mestruazione, deve fiondarsi dal dottore e iniziare sta cura. Come si fa a calibrare, capire questo sì, questo no? Ripeto, si fa un identikit della donna. Se la donna sta perfettamente bene e non ha rischio di nessun tipo, non si fa nulla.
Ah, non si può. Non si può fare nulla, si può benissimo evitare. Infatti le avevo detto prima, nella scelta bisogna valutare la donna. Se la donna mi dice io non ho nessun disturbo, sicuramente per prevenire i problemi cardiovascolari non do una terapia ormonale sostitutiva, ma se la donna viene e mi dice ho vampate di calore, non dormo la notte, quindi allora esatto, allora noi stiamo parlando di situazioni, attenzione chi ci ascolta, dove c'è una sintomatologia. Attenzione, in presenza di una sintomatologia andare subito dal dottore e iniziare, non lasciar perdere, eccetera. Dove la sintomatologia non c'è, non ci sono problemi e dopo si valuta quando il problema sorge, certo, giusto? Sì. Perfetto. Andiamo in pubblicità di nuovo, poi torniamo ancora insieme. Allora, eccoci qua, vediamo un po' di tirare le fila, ma dare anche altri aspetti che possono essere interessanti. Cos'altro c'è da dire? Sempre legato alla sintomatologia poi a questo punto, che quindi può indurre anche un certo tipo di trattamento e in che termini? Certo, i farmaci sono molteplici, alternativi. Se il problema è solo una sindrome neurovegetativa e la paziente ha dei alti rischi per l'assunzione di farmaci sessuali o altre cose, allora si può benissimo passare a dei farmaci di grande utilizzo, come ad esempio degli antiipertensivi. La clonidina, ad esempio, o la metildopa, sono degli alfa-2 recettori stimolanti che hanno degli ottimi risultati sulla sindrome neurovegetativa, cioè sulle vampate, quello che abbiamo detto. Ci sono farmaci molto utili per l'insonnia, ad esempio la melatonina è un farmaco, tra virgolette, che viene molto utilizzato, molto pubblicizzato per i disturbi del ritmo sonno-veglia e quindi può essere benissimo utilizzata la melatonina senza alcun rischio, esatto, stavo dicendo, ma con scarsi benefici, perché la melatonina non risolve poi alla fine questa entità nosologica che il climaterio comporta, cioè è un'entità estremamente complessa, dove ci sono moltissimi neurotrasmettitori coinvolti. Non è solo una questione di decremento della produzione di estrogeni, modifica veramente tanto nella donna e per cui è evidente che ogni donna ha poi un suo problema personale e quindi la terapia di conseguenza deve essere personalizzata. Deve essere proprio cucita addosso al tipo di donna che si ha davanti. Quindi il passaparola che molte signore fanno tra amiche, ho sentito dire a me fanno, eccetera, attenzione a diffidare, perché quello che va bene per una persona non è detto che assolutamente funzioni per un'altra. Questo è un consiglio importantissimo da dare, no? Io vorrei lanciare solo un messaggio. In questo momento della vita della donna è importante il ruolo del ginecologo, cioè affidarsi al ginecologo, perché il ginecologo deve avere la capacità di stimolare la donna di essere una donna a 50 anni, cioè la donna non deve vedere con la menopausa la fine della sua vita, ma è una nuova fase della vita, deve essere protagonista di questa vita, al di là delle rughe che aumentano, al di là dei figli che crescono e lasciano la casa, deve trovare nuovi stimoli ed continuare a vivere la vita come ha fatto fino a 50 anni. Assolutamente. Relativamente ai cambiamenti, il metabolismo comunque subisce dei rallentamenti, diciamo così. Il classico aumento ponderale, il peso e quindi molte persone viene mal tollerato, altri invece splendida forma, non subiscono questi controattacchi eccetera, ma fanno che cosa? Quindi qual è il segreto in chi riesce a mantenere una forma ugualmente molto atletica anche più in là nel tempo e invece come combattere questo cambiamento metabolico? Quindi, quindi anche lì gli ormoni della tiroide hanno un ruolo? È evidente che è tutto su base genetica. Se un soggetto è predisposto a rimanere magro tutta la vita, in genere rimane tutta la vita, non è che la menopausa gli comporti un aumento improvviso di peso. Mentre se un soggetto è predisposto a un aumento di peso, all'obesità e di conseguenza al diabete, all'ipertensione e tante altre cose, è evidente che la menopausa non fa altro che aggravare questo stato. Quindi bisogna stare molto attenti con le fondamentali regole alimentari, di abitudini di vita e chiaramente fare qualche accertamento in più per vedere se la tiroide, che è uno degli ormoni che va subito in tilt con la menopausa, è implicata, pur dicendo che inizialmente c'è un ipertiroidismo. In genere la tiroide con la menopausa comincia a lavorare molto di più, poi rallenta e insorge un ipotiroidismo. Parliamo in genere di distiroidismi,
Ecco, in menopausa è facile che ci sia un distiroidismo, quindi è bene fare un controllo della tiroide, banalissimo, con un banalissimo esame del sangue. Che viene prescritto naturalmente dal medico. Certo, quindi... certo, intanto questa è una cosa che si può vedere, poi basta controllare la glicemia per vedere che non insorga il diabete, perché nella menopausa si riduce la sensibilità all'insulina. Le cellule riducono la sensibilità all'insulina, quindi lo zucchero viene meno assorbito e metabolizzato e quindi rimane più in circolo e quindi c'è un lieve diabete. Tutto questo può comportare anche l'aumento della pressione, l'aumento del peso e quindi una sindrome metabolica classica della menopausa che coinvolge metà delle donne. Io adesso non la farei così tragica che coinvolge tantissime donne, però la metà delle donne che vanno in menopausa, ecco, accusano questi disturbi. Un altro particolare interessante è l'aumento di peluria. Interessante dico perché per molte donne è un fatto estetico estremamente importante che influisce sempre sull'immagine somatica che la donna ha di se stessa, che è molto importante per l'autostima. Di conseguenza anche questo si può benissimo ovviare non solo con trattamenti estetici, quelli comuni, ma si possono usare degli ormoni che hanno proprio degli effetti antiandrogeni, quindi riducono la sensibilità dei recettori androgeni alla stimolazione ormonale. Questo naturalmente su segnalazione della donna che accusa questo problema, per cui rivolgiamoci a chi ha questo problema, che non se ne faccia un cruccio, che non è solo un fattore estetico ma può essere risolto con una somministrazione. Tranquillamente. La controindicazione, dottore, come siamo abituati? È sempre quella degli steroidi sessuali, però ripeto, sono pochissime le controindicazioni alla fine. L'importante è che la donna, una volta iniziata questa terapia ormonale sostitutiva, si sottoponga annualmente, se non di più, ma almeno una volta all'anno, a dei controlli, che sono quelli senologici, quello dell'utero se è ancora portatrice di utero, e dei banalissimi esami del sangue da cui si può tenere sotto controllo la situazione generale. Perfetto, mutuando quello che può essere un po' l'interesse di alcune persone che ci seguono, l'USL quanto supporta in questo particolare periodo? Abbiamo detto non è una malattia eccetera, nel passare i farmaci, gli ormoni sostitutivi o quant'altro, le varie visite, la donna? Supporta in tutto, la donna che ha bisogno basta prenotare, semplicemente non è necessario avere un ginecologo suo personale infatti privato. Questo vogliamo precisarlo perché non è affatto vero. C'è un po' anche questa idea il pubblico è presente, l'ospedale pubblico è presente, l'ambulatorio esiste, basta che la donna prenoti la sua visita e viene seguita indipendentemente, senza la necessità di avere un ginecologo privato. Ecco, questa è la cosa molto importante. Qualche consiglio da dare, anche perché abbiamo parlato di persone che stanno già affrontando, magari alcune sanno farlo al meglio, ma nell'arco di tutta la vita, da quel momento in poi, deve essere fatta la cura sostitutiva, oppure c'è un periodo di tempo entro il quale poi dopo 10 anni cambia tutto? Quando si parla di terapia, infatti non l'abbiamo detto, quando si parla di terapia ormonale sostitutiva si cerca sempre di non andare oltre 5 anni, sempre per i rischi. Quindi non è di cui per si è tutta parlato. la vita, assolutamente, sicuramente quindi questo è bene precisarlo. Sicuramente no. E neanche fai da te. No, sicuramente il limite è 5 anni, poi si possono trovare delle piccole soluzioni che possono cambiare da una donna all'altra, però in linea di massima gli anni sono 5. Poi c'è la donna che ti dice no, guardi dottore, non me la tolga perché mi trovo benissimo, voglio continuare, poi puoi trovare la soluzione alternativa, però si cerca di mantenere sempre quel limite. Perfetto, questo è un altro aspetto molto importante. Io aggiungerei un'altra cosa, se mi permette, e cioè il fatto che la terapia ormonale sostitutiva può essere anche prolungata oltre i 5 anni, purché il controllo sia assoluto. Perché ovviamente dopo i 60 anni comincia a aumentare il rischio del cancro al seno e di conseguenza è bene che i controlli vengano fatti molto accuratamente, soprattutto in quei soggetti in cui c'è il rischio di osteoporosi. Perché interrompere dopo 5 anni una terapia ormonale sostitutiva non comporta nessun beneficio per l'osteoporosi. Quindi si aggrava immediatamente l'osteoporosi e dai 60 anni in poi le ossa diventano veramente estremamente fragili,
Per cui non ha avuto alcun senso iniziare la terapia ormonale sostitutiva solo per 5 anni per arrestarlo in quel momento e poi dopo, ecco, si può, ripeto, sostituire i farmaci con qualche altro farmaco meno pericoloso, bisogna sempre vedere rischio e beneficio di ciascuno di questi che viene utilizzato, però ecco, io sono un fermo assertore di una terapia ormonale sostitutiva nei soggetti che lo permettono, e anche il più prolungata possibile, perché diciamo che io do più importanza alla qualità della vita che alla durata. Non so perché la medicina parli sempre in termini di durata della qualità della vita, ma io penso che sarebbe da anteporre a tutto la qualità, e dato che queste donne possono cadere anche in gravi depressioni, ma infatti c'è anche l'aspetto psicologico cognitivo, che non è indifferente, perché voi immaginate che tutto il sistema donna viene incrinato, intanto la sessualità, le funzioni urinarie, il seno, le rughe, la depressione, quindi ritorno al discorso di prima, cioè c'è una squalificazione personale che per me è ingiustificata. Quindi con queste cure si riesce ad ovviare tutti questi problemi anche dal punto di vista psicologico. Le dirò anche un'altra cosa, ma si è visto che l'utilizzo degli estrogeni in particolar modo previene sicuramente il cancro del colon, e quindi non è indifferente, è una delle prime cause di morte nelle donne, e quasi sicuramente interviene anche sull'Alzheimer, sulla prevenzione dell'Alzheimer, poiché adesso la durata della vita si sta prolungando e diventano sempre più frequenti questi casi di Alzheimer. Io non vedo controindicazioni all'utilizzo prolungato di queste terapie. Perfetto, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio i telespettatori e telespettatrici di averci seguito. Naturalmente ci saranno le repliche, oppure se volete rivedere la nostra puntata www.gruppotv7.com potete trovarla. Naturalmente rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo. Questa sera avremo la rubrica USL 15 Informa, mentre questa sera alle ore 21 vi aspetto, perché parliamo come sempre di politica, parliamo dei famosi e famigerati tagli che devono essere fatti, se verranno fatti, con ospiti in studio con il vostro intervento dalle 21 alle 23. Lascio la linea al TG. Grazie ancora, arrivederci. Grazie. Arrivederci.